Eccoci finalmente a parlarvi della sesta legge naturale, quella della corrispondenza. Abbiamo capito che le leggi naturali si possono associare tranquillamente a alcune regole armoniche. Quella del genere si associa alla composizione musicale, la causa-effetto tenderà a farci portare attenzione su le dinamiche, l'equilibrio della nostra composizione musicale armonica. Il ritmo ci porterà l'attenzione sulla ciclicità di certe frasi, sulla ciclicità di certe ritmiche che sottendono la composizione armonica. La polarità ci consente di viaggiare dentro, un'ottava, quindi una gamma, sonora ed è quella che, ci consentirà di, unire, gli opposti di questo ciclo. La vibrazione ovviamente abbiamo detto ha a che fare con l'emanazione verbale e quindi, la capacità di stare in verità dell'individuo, ma è ovviamente in musica è chiaramente ribaltabile al mondo dei suoni, delle tonalità, dei timbri, delle risonanze. E adesso finalmente arriviamo alla legge naturale, anch'essa una legge armonica, della corrispondenza, che farò appunto corrispondere proprio alla legge dell'accordo o della simmetria della composizione, musicale. Perché, una volta che noi abbiamo, capito insomma che abbiamo una facoltà di generare, una volta che abbiamo capito gli effetti delle nostre cause, una volta che abbiamo capito il nostro ritmo e come questo ci condiziona, come le ciclicità ci condizionano, una volta che abbiamo capito attraverso la polarità come integrare gli opposti e quindi integrare, abbracciare e sciogliere le proprie ombre, una volta che abbiamo capito come esercitare la verità a livello di vibrazione attraverso la nostra voce, adesso noi accediamo alla verità attraverso lo strumento della corrispondenza, perché solo adesso possiamo intuire quali sono le corrispondenze tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Diciamo la legge naturale così espressa, lo sappiamo, lo ripetiamo, come in alto, in basso, come in piccolo e in grande, come è fuori e dentro. Quindi, una creazione allineata con le leggi del cosmo deve in qualche modo, cavalcare le forme di questo cosmo, accettando il fatto di essere un frattale, cioè di specchiare in piccolo quello che è esattamente in grande. Questa corrispondenza è proprio come una corrispondenza di amorosi sensi, nel senso, un amore è reciproco, uno, dal macrocosmo al microcosmo che tende alla manifestazione, l'altro dal microcosmo al macrocosmo che tende alla trascendenza. In questo appunto amorevole scambio di informazioni, in cui noi da co-creatori abbiamo proprio, il ruolo di riportare all'uno, all'origine, alla fonte, proprio le informazioni di tutto ciò che abbiamo imparato, compreso, conosciuto. Allora questa corrispondenza va a, completamente soppiantare, il demone dell'illusione chiaramente, perché, una volta che noi abbiamo scoperto quali sono le corrispondenze col macrocosmo, nulla di illusorio potrà più distrarci, quindi, non potranno più distrarci realtà artificiali, ad esempio, come non potranno più distrarci le dipendenze illusorie della nostra vita quotidiana. Infatti, abbiamo per approdare alla legge della corrispondenza abbiamo già abbondantemente dovuto accordarci con il nostro là interiore, vedere le nostre illusioni personali e addirittura dallo stadio della visione, siamo stati talmente bravi da riuscire a diventare anche veggenti, cioè coloro che riescono a chiudere i cicli e quindi prevedere. E quindi coloro anche che in verità possono, correggere gli effetti di una causa passata. Allora questa corrispondenza, quindi ci porta a riflettere su quali sono i concetti di guardare, vedere ed osservare. Diremo che il guardare è l'atto, diciamo, apparentemente superficiale del guardare fuori di sé, mentre il vedere, accoglie la possibilità di, vedere un ciclo
analizzare un ciclo, chiarovedere, proiettare nel futuro perché si vede anche nell'interiorità. Invece l'osservazione presume la capacità di fondersi con l'osservato, è diciamo l'atto di amore più grande, con cui ci si coniuga, a quel che si osserva per, creare un tertium. Quali sono, gli strumenti di questa visione? Perché noi, adesso, parliamo della visione che ha a che fare con il nostro terzo occhio, quindi il sesto chakra, soprattutto della visione interiore, e ce ne occupiamo in particolar modo non solo perché dell'osservatore ce ne siamo occupati durante il mentalismo, ma perché l'accezione della, visione, ci serve per capire quali sono gli strumenti di questo vedere o chiarovedere, e quindi quali sono gli strumenti di questa possibile visione interiore, così come di una possibile visione esteriore, sociale, così quindi come di una possibile cosmovisione. Gli strumenti di questa, visione, sono, i seguenti: sono gli archetipi, i sogni, i simboli, l'intuizione, quella famosa chiaroveggenza di cui, vi parlavo. Allora, questo occhio, che riesce a vedere, tanto più riesce a veder dentro, tanto più riuscirà a avere una visione esteriore, quindi una visione sociale, uhm, usa, avvalersi degli archetipi, come ispirazioni all'identità, ma devono essere però delle ispirazioni consapevoli, cioè io non posso subire, l'ispirazione di un archetipo senza sapere, che questo archetipo mi sta suggerendo, il da farsi. Per esempio, se io ho un archetipo attivo della madre, devo sapere, che questo, archetipo mi suggerisce, e una volta che lo conosco posso gestirlo, non mi lascio dominare. Quest'archetipo, mi ispira nella realizzazione dei propositi che io, ho nella vita. Altro strumento sono sicuramente i sogni. I sogni, collegano il mondo interiore, e i processi interiori, che per lo più sono simbolici nei sogni, al mondo proprio dello spirito, quindi di questa scintilla primigenia divina. Il terzo strumento è sicuramente il simbolo. Il simbolo, come diceva Jung, emerge dall'inconscio, proprio per trascendere gli opposti. Il simbolo, proprio come nel Tao, ha questa, capacità, essendo iscritto, molto spesso dentro una geometria circolare, ha la capacità, di, congiungere, opposizioni, e quindi congiungere anche risolvere anche conflitti psichici interiori. Una volta ricongiunti si possono quindi trascendere, e, soprattutto, se il simbolo, questo può avvenire, se il simbolo è fuori da, i travisamenti e, le storture tipiche, degli occultisti, che utilizzano i simboli, caricandoli di un valore negativo. Un altro strumento è indubbiamente l'intuizione, di cui le donne si fanno, o perlomeno la parte femminile dentro ciascuno di noi, uomini e donne che noi siamo, si fa particolarmente portavoce. L'intuizione quindi è, un balzo che noi compiamo, penso al di là, forse al di là ancora oltre dello stato mentale, strettamente concepito. È un balzo che noi facciamo dalla frammentazione all'unità, ma l'intuizione è passiva, cioè bisogna aspettare il suo momento, perché, lei arriva quando, le aggrada, arrivare, non si può forzare la mano. È esattamente il principio con cui si accoglie anche la propria femminilità, se ci pensiamo. E inoltre la chiaroveggenza. La chiaroveggenza è una, attenzione focalizzata, per sufficiente tempo, per un tempo sufficientemente lungo, per,
capire, analizzare, osservare anche, il ciclo, il processo, che vogliamo indagare. Una volta capito questo ciclo, analizzato questo processo, noi abbiamo una sorta di apertura, da parte della mente inconscia alla mente cosciente e quindi qui chiarovediamo, cioè possiamo prevedere, se non cambiare appunto, l'andamento del ciclo perché ne conosciamo il processo. Ehm, quindi, come primo diciamo scusate sono un po' raffreddata. Il primo precetto proprio della corrispondenza dicevamo che è l'abbattimento, della illusione. Ma che cos'è l'illusione? L'illusione è una certezza, che vuole essere mantenuta al suo posto e quindi si, frappone fra sé e la coscienza, trattenendoci in uno stato di incoscienza. L'illusione è come una visione meccanica, che ci, attira verso una promessa mai mantenuta, un po' come il Gesara e Nesara. L'illusione è qualcosa che traghetta nella virtualità, un po' come il digital wallet, ed è, tipica, come dicevamo, precedentemente parlando del mentalismo, è tipica della mente inferiore, cioè una mente che è appunto inconscia, perché ancora vive di illusioni, che separa, proietta, si identifica, ha uno scopo, è conformista ed è inconcludente. Questa illusione quindi, che è un ostacolo alla coscienza, viene scalzato totalmente da quella visione di cui parlavamo, cioè una visione introspettiva come eterospettiva, che, si caratterizza dal fatto di, saper, anche osservare. E come lo fa questa visione, è quindi una conquista dell'osservatore, quindi di colui che riesce a fondersi con l'osservato, è quindi di colui che è in verità, che è integro, che è in uno stato di grazia, che è in autenticità, non mente a se stesso, che è in attenzione, cioè lì dove ripone la coscienza è l'attenzione alla coscienza vi è la visione ed è in chiaroveggenza, cioè è capace appunto di chiudere quei cicli di cui prima. E ripeto, questa capacità che non è del semplice guardare, ma è una visione interiore ed esteriore che si avvale delle facoltà anche dell'osservatore, cioè che si fonde in amore con la cosa osservata, ci dà l'introspezione, la visione sociale e la cosmovisione. E quindi, ho pensato di, indagare la corrispondenza, più ovvia tra il grande e il piccolo e quindi tra il dentro, il fuori, fra l'alto e il basso, che è quello proprio della, inseminazione dell'ovulo da cui, noi siamo stati generati. Quindi indagare la genesi alla propria base. E quindi questo, momento del capitolo sulla corrispondenza va a integrare anche i contenuti sulla legge del genere, a cui non ho dedicato uno spazio particolare, ma come avete visto ne parlo un po' qui lì e soprattutto in seno a questo momento. Allora, quando uno spermatozoo, diciamo, feconda un ovulo, dà vita a questo zigote, questo uno immediatamente, si propone l'idea di svilupparsi e quindi si scinderà in 2 e, daremo vita al processo della cosiddetta mitosi. Le cellule da 2 diventeranno 4, da 4 8, da 8, 16 fino a 32 fino a arrivare a 512 e oltre, quindi alla formazione della morula e, quindi poi allo sviluppo dei tessuti. Questo detto diciamo così in soldoni. Ma andiamo un po' più in particolare, nei particolari di questo atto della genesi. Abbiamo un ovulo, che viene visitato da 12 spermatozoi. Ne abbiamo parlato in seno al discorso sul Kallenbach. Uno di questi, con l'aiuto degli altri 11, riesce a rompere la pellucida e quindi, riesce a penetrare nell'ovulo. Ma in realtà è l'ovulo che decide qual è lo spermatozoo della sua giusta misura. E questo, ci riconduce a, un
detto dell'antichità che abbiamo già utilizzato precedentemente nella nostra dissertazione, che è "conosci te stesso", cioè quello che fu scritto nel tempio di Apollo a Delfi nel IV secolo avanti Cristo. Ma probabilmente, come dice il Callenbeck, la continuazione di questa affermazione è "conosci te stesso nella giusta misura". Ed ecco che forse quel piccolissimo ovulo conobbe se stesso nella sua giusta misura, cosicché poté incontrare lo spermatozoo della giusta misura che gli serviva per creare la sua vita. Ed ecco che una volta, diciamo, fecondato l'ovulo, cosa accade? Come prima detto, lo zigote si sdoppia in due, e già abbiamo, diciamo, una figura geometrica che ci restituisce l'unione di campi, ma anche un occhio, quindi una visione, e successivamente si sdoppierà in quattro cellule. Queste quattro cellule, se noi le guardiamo, contengono in sé la figura geometrica del tetraedo, quindi appunto una piramide con base triangolare, con quattro facce. Successivamente potremmo ammettere che a seconda che questo tetraedo abbia la punta rivolta in basso o in alto, genererà la scissione un individuo maschile o femminile. Rispettivamente il maschile se la punta del tetraedo sarà rivolta in basso, invece il femminile se la punta del tetraedo sarà rivolta in basso. Diciamo che si tratta comunque di una intersezione delle spirali, in cui è divertente anche fare questo gioco, cioè questo sarebbe quel che risulta dall'intersezione di due spirali che generano il maschile, e vediamo come ovviamente il riferimento ai genitali è chiaro. E questo è invece l'intersezione di due spirali che generano un femminile. Anche qui l'allusione ovviamente ai genitali è chiara. Ma cosa determina, diciamo, l'integrazione di un maschile e un femminile? Eccolo di nuovo, abbiamo un occhio, la capacità di vedere. Mi raccomando, diffidate però di quelle geometrie che si sviluppano su un occhio doppio, che hanno un doppio centro, perché quelle sono costruzioni artificiali. E quindi dalle quattro cellule del tetraedo, ancora attraverso la scissione mitosi, attraverso la mitosi di cui prima, abbiamo la scissione in otto cellule. Ed ecco che abbiamo la formazione della prima ottava, ed è questo il motivo per cui mi son convinta che effettivamente l'accordatura a 4 e 32, che mi restituisce un do multiplo di 8, era per me la più convincente. Cosa accade? Si forma questo tetraedo stella, quindi i due tetraedi raggiungono un'intersezione, e queste otto cellule che formano l'ottava si sono sviluppate in senso radiale, esattamente come la scala diatonica o quella cromatica di cui parlavamo prima, cioè con degli intervalli giusti, partendo da un centro, da uno zero assoluto. Queste otto cellule del tetraedo stella sono delle cellule che non muoiono mai, non si rinnovano, e le ritroviamo proprio alla base del nostro perineo. Queste cellule sono in netta come si dice, comunicazione con l'apertura del nostro ultimo chakra. Infatti chi osserva i bambini nei primi momenti della vita si vede che la calotta pulsa esattamente all'unisono con il perineo. Ma andremo a capire quali sono questi punti poi dentro il fenomeno della moltiplicazione cellulare. Quindi a un certo punto
Arriviamo a un'ulteriore tappa, gli 8 si moltiplicano per 2 diventano 16 e la tappa dei 16, dovrebbe essere l'ultima tappa in cui questo sviluppo si manifesta in modo simmetrico e quindi radiale, col giusto rapporto, col perfetto rapporto. Dopodiché, cominceremo a assistere a una scissione oloblastica a spirale, appunto, che si distingue dalla prima scissione oloblastica che diremo radiale, cioè nei 360 gradi. Si perde quindi la simmetria. Le cellule arrivano fino a 512 e passa, e in questo momento possiamo anche parlare di quel che accade dentro la cellula nel momento in cui vengono aperte le due bocche della cellula, cioè in alto il protostoma e in basso il deuterostoma. Il primo che si apre, che corrisponde all'ano, è il deuterostoma e ha un modo di aprirsi radiale, mentre il protostoma che troviamo sulla sommità della cellula si aprirà in senso spiraliforme. Quindi io ho trovato, diciamo, il matrimonio perfetto fra queste due forme, il radiale e lo spiraliforme, il radiale simmetrico, polare, lo spiraliforme della nostra spirale di Fibonacci, proprio in seno allo sviluppo cellulare nei primi istanti della nostra vita. Ecco che il salto è breve. Il salto è breve a capire che questo momento in cui la cellula si sdoppia, si creano le due bocche, deuterostoma e protostoma, e si ha appunto la condivisione del corredo genetico, rispettivamente la parte dello spermatozoo 23 cromosomi e dell'ovulo 23 cromosomi, sempre che, diciamo, l'ovulo non voglia cederne di più per fatti di compensazione. Si arriva proprio al simbolo, come vedete nell'immagine, del Φ. Il simbolo del Φ è proprio questa I che si sviluppa dentro un cerchio, e il Φ è quella costante, diciamo, che ritroviamo dentro la spirale di Fibonacci e che ci consentirà la realizzazione, la creazione, la morfologia, restituirà la morfologia del nostro toroide, cioè una monade autosufficiente con percorsi spiraliformi sia interiori che esteriori, sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso, ritroveremo in seno a questa forma del toroide quella unione di cui parlavo, quindi l'unione tra la scala, la do re mi fa sol la si do, diatonica, pitagorica, o do do diesis re diesis mi fa fa diesis sol la bemoll la si bemoll si do, la cromatica derivata dal temperamento equabile, che quindi si associano a questo momento di evoluzione radiale, che alla scala naturale legata agli armonici vocali, che è do do sol do mi sol la dies do re mi fa dies sol la bemoll, la dies si do. Questi due movimenti non sono altro che l'incontro perfetto del movimento maschile col movimento spiralico. Ovviamente, se andiamo avanti nelle slide, abbiamo una perfetta consonanza, corrispondenza fra quello che accade nell'utero di una donna e quello che accade nella formazione delle stelle. Si ha proprio anche in quel caso l'incontro di campi che generano sonoluminescenza, da cui si generano altre forme cosmiche, così ben, diciamo, riassunte proprio nella formazione, nella costruzione del cosiddetto fiore della vita. Quindi siamo riusciti a unire queste due forme, la radiale con la spiraliforme, quindi il maschile col femminile. Siamo riusciti a unire un po' tutte le forme quindi generate da queste spirali, da queste linee non rette,
rete, ma nel momento in cui riusciamo a analizzare le forme date dall'incontro delle spirali, possiamo anche ricavarne delle figure geometriche perfette, i cui punti sono uniti con le linee rette. Quindi, dentro il cosiddetto fiore della vita, che certamente di linee rette non ne ha, possiamo intravedere tutti i solidi platonici, che come vediamo proprio nelle slide furono rappresentati uno dentro l'altro, quindi si considera la sfera comunque la linea quindi non retta, l'unica che può accoglierli tutti nella sua interiorità. Nell'antichità chiaramente i solidi platonici, queste figure che possono essere iscritte dentro la sfera o il cerchio o il fiore della vita, venivano associati ovviamente agli elementi, perché erano per gli antichi gli elementi costituenti proprio della realtà della vita. Quindi il tetraedro al fuoco, il cubo alla terra, l'ottaedro all'aria, il dodecaedro all'universo, che vedremo più tardi si trasformerà in etere, e l'icosaedro in acqua. Queste ebbero anche, diciamo, furono nella scuola esoterica distinte in figure geometriche o solidi platonici attribuibili al mondo del maschile o al mondo del femminile, col fine di generare, diciamo, il figlio. La caratteristica, per esempio, del dodecaedro e dell'icosaedro, cioè rispettivamente dell'etere e dell'acqua, è quella di essere femminili, mentre la caratteristica del tetraedro, che rappresenta il fuoco, del cubo rappresenta la terra, è quello di essere maschili, mentre proprio al centro ritroveremo l'ottaedro, l'aria, e la sfera, il vuoto, che sono il figlio della combinazione di questi elementi. La proporzione fra questi darà la qualità di questo figlio. I solidi platonici, come vediamo in questa slide più colorata, si distinguono ovviamente per il numero di facce, il numero di punti. Le facce del tetraedro sono 4, le facce dell'ottaedro sono 8, le facce dell'esaedro o cubo sono 6, quindi in ordine avremmo dovuto mettere tetraedro, cubo o esaedro, ottaedro, perché sono 3, 6, 8. Poi abbiamo il dodecaedro che ne ha 12 e infine l'icosaedro che ne ha 20. Quando noi abbiamo analizzato abbiamo parlato nel capitolo della vibrazione appunto del suono, abbiamo visto che più gobbe e ventri, più è fitta l'alternanza di gobbe e ventri di una sinusoide, più questo suono è acuto. Potremmo dire che i punti di contatto di questi solidi dentro la sfera determinano il numero delle gobbe di questa sinusoide. Quindi se noi potessimo chiudere questa sinusoide con le sue gobbe e i suoi ventri, potrebbe restituire proprio quella figura geometrica. Ad esempio, il tetraedro ha 4 punti di intersezione con la sfera, significa che sarà una sinusoide a 4 gobbe e 4 ventri. Se invece la mia sinusoide avrà 12 gobbe e 12 ventri, probabilmente se potessi trasformarla cimaticamente in un solido platonico, quello sarebbe proprio l'icosaedro. La caratteristica della parte femminile di questi solidi platonici, cioè del dodecaedro e dell'icosaedro, è che sono duali, cioè se ricolleghiamo i centri delle facce di ognuno di loro, l'icosaedro si convertirà in dodecaedro e il dodecaedro si convertirà in icosaedro. Scusate, c'è il gatto che miagola, vuole mangiare.
Il dodecaedro ha affascinato particolarmente, diciamo, l'esoterismo perché non solo l'etere, ma si associa, visto appunto le sue 12 facce, ovviamente alle 12 costellazioni, ai 12 filamenti del DNA. Tutto quindi migra a riempire questa grande sfera che è il quoziente femminile. Quindi si ha sempre una migrazione dal maschile verso il femminile. Ma ci sono altre figure geometriche che sono state indagate, per esempio da personaggi come Buckminster Fuller, che ha trovato appunto il cosiddetto cubo tetro rombico, che vediamo qui rappresentato nella mia genesa, il rombo, cubo tetro rombico, vedete come si avvicina sempre più alla sfera, che secondo lo studioso è proprio il simbolo della coscienza. La peculiarità che ho scoperto indagando su alcuni libri è che questa alternanza di cui parlavo, fra dodecaedro e icosaedro, se avviene come una sorta di pulsazione, una nell'altra e l'altra nell'una, determina la formazione della figura, della geometria del DNA. Cosa mi ha portato a riflettere anche, diciamo, l'osservazione di questi 5 solidi platonici? Innanzitutto che se incarnano la parte maschile e il femminile dovranno incarnare anche qualcosa dentro il ciclo stagionale. Per esempio e ho ritrovato questa conferma, diciamo, in alcune dottrine esoteriche. Il fuoco del tetraedo corrisponde all'inverno, alla morte, mentre l'ottaedro e l'esaedro corrisponderebbero alla primavera, alla nascita. Del resto abbiamo visto anche l'ottaedro, scusate, nella colonna del bambino assieme alla sfera precedentemente. Invece associate alla crescita e all'estate sono proprio i solidi platonici associati al femminile. Ma questi solidi platonici potrebbero anche essere, con un po' di sforzo di immaginazione, gli stati della mente, perché gli stati della mente migrano sempre dal maschile al femminile fino a trovare appunto un equilibrio fra queste due parti, tra il pensiero analogico e quello analitico, fra l'intuizione e la razionalità. Mi piace associare al tetraedro l'ordine, lo stato mentale dell'ordine, all'ottaedro lo stato mentale dell'amore, perché lo associo anche all'aria, al quarto chakra. All'esaedro o cubo associo la sovranità, perché spesso il numero 4 nei tarocchi è il re, ed è anche, diciamo, la stabilità anche nella materia. E invece all'icosaedro, cioè all'acqua, mi piace associare la libertà, la fluidità, e al dodecaedro, all'etere, invece la conoscenza. E quindi mi rimando proprio a un nuovo secolo che sia improntato sulla volontà di conoscere veramente l'etere. A seguire nelle slide vediamo appunto meglio definite queste geometrie dentro il fiore della vita, tetraedro stella, tetraedro, in questo caso in basso dovrebbe essere una femminuccia, ottaedro, icosaedro, dodecaedro e cubo. Non sono messi in ordine perché in ordine dovrebbero essere tetraedro, cubo, tetraedro stella, ottaedro, icosaedro e dodecaedro. E questo è come li ritroviamo a fare delle geometrie dentro la sfera, e quindi come essi siano, diciamo, i mattoncini di tutta la creazione. Ecco il nostro tetraedro stella dentro il fiore della vita, l'icosaedro dentro il fiore della vita, il dodecaedro dentro il fiore della vita, il cubo, il tetraedro e il fiore della vita in sé, che se osserviamo con un po' di pazienza ci restituirà
tutte queste geometrie. Ed ecco invece come il tema della corrispondenza, cioè del come in alto e in basso, piccolo, grande, fuori e dentro, si coniuga a quello della vibrazione, perché dobbiamo ricordare che le leggi sono tutte contenute una dentro l'altra. E questa è l'ultima fase, diciamo, della nostra dissertazione, che ha, diciamo, la pretesa di riconsegnare a questo indigeno fuori dall'artifizio le chiavi di queste leggi naturali, perché, un po' come ha fatto precedentemente nei confronti dei suoi archetipi, queste leggi non lo dominassero, ma se ne potesse servire come un co-creatore e perché no, a un certo punto anche trascenderle. Ehm, Questo piccolo capitolo sulla corrispondenza parlerà proprio della cimatica e come la vibrazione o il suono produce le forme e queste forme sono proprio forme in corrispondenza con il macrocosmo. È un'ancora di salvezza per tutti quelli che si chiedono se realmente stiano vivendo un mondo virtuale o artificiale, perché il suono è qualcosa che noi produciamo attraverso le nostre corde vocali, quindi è qualcosa di organico, è qualcosa di evidentemente non artificiale. E quindi quel che produce, le forme che producono, i toroidi che producono le nostre vocali, le nostre consonanti, le nostre parole, il nostro canto, sono sicuramente creazioni naturali. Potessimo, diciamo, vedere tutto quello che forma la nostra voce e saremmo sicuri, una volta che lo riscontriamo fuori, all'esterno di noi, all'esterno o in altra circostanza rispetto alla nostra stretta emissione vocale, lo riconosceremmo come un frutto della creazione originale. È quello che accade proprio negli studi di cimati che ci danno anche la possibilità di scegliere verso qualcosa che è accordato a 4,32, dove le forme cimatiche si definiscono maggiormente, e qualcosa che è accordato con altre tarature. La cimatica nasce con questo esperimento di Hans Jenny. Scusate, Ernst Klandi, non so mai pronunciarlo. Hans Jenny è quello che verrà dopo, che seguirà il suo esempio e stimolerà appunto attraverso l'arco di un violino della sabbia su una piastra vibrante e vedrà che producendo suono, il suono fa migrare queste particelle in forme geometriche precise, simmetriche, armoniche, esattamente come quest'artista guaritore farebbe la sua composizione. È come il nostro indio, che è anche un artista, che è anche un guaritore, e vorrebbe giocare col cosmo intero. Fu sicuramente Masaremoto a darci maggiori informazioni su quali sono queste corrispondenze e come il suono determina le forme, ma soprattutto un suono che sia accordato, cioè che non sia distonico o distopico, è come un grazie detto nella chiarezza di intento di un cuore puro, o un grazie privato di questa chiarezza di intenti, se non un contrario del grazie, un qualcosa di depauperante, un ti odio, o un semplicemente non ti amo. Ecco, le vibrazioni alte espresse in verità attraverso le nostre corde vocali generano nell'acqua proprio delle forme geometriche bellissime e precise. Questa la ricavò proprio Masaro, è proprio la parola grazie, non è amore, è grazie, e lo fece, lo ottenne congelando dei campioni d'acqua che furono sottoposti proprio a questa parola. Poi c'è appunto l'esperimento di Hans Jenny con le onde sonore in acqua, e anche in acqua le onde sonore determinano delle forme. Lo sanno bene i delfini con i loro ultrasuoni, comunicano con gli ultrasuoni, che altro non sono che dei veri e propri toroidi, quindi pensiamo quante geometrie sono contenute in quei toroidi, che come bolle viaggiano proprio attraverso il medio dell'acqua. E in cimatica ovviamente è stata studiata la corrispondenza tra il suono della nostra scala
temperata, è la formazione di, geometrie. Infatti abbiamo un La, un La diesis, un Si, un Do, un Do diesis, eccetera. Tutte geometrie di complessità diversa a seconda anche della acutezza del suono di cui parliamo. E queste geometrie sembrano così simili appunto alla rappresentazione dei chakra, queste note che percorrono la nostra spina dorsale e che fanno di noi questo eptacordo accordabile alle leggi naturali, al microcosmo come al macrocosmo. Ma ancora i nostri pianeti emettono suoni e questi suoni hanno una geometria propria. Questa geometria è ricalcata anche dalle orbite che compiono e quando un suono, due suoni o tre suoni, due suoni di due pianeti diversi interagiscono fra loro anche nelle orbite, vediamo che compongono nel nostro universo queste bellissime figure geometriche. Per esempio, sulla sinistra abbiamo la figura geometrica che scaturisce dall'interazione delle orbite tra Marte e Terra, in alto fra Giove e la Terra, a destra fra Saturno e Giove, in basso fra Marte e Venere, e in basso ancora fra Terra e Mercurio, poi c'è Urano e Saturno. Vediamo quindi che tutto è un'armonia perfetta e che questa armonia si rispecchia ancora una volta proprio dentro il nostro DNA. Questi sono dei tipi di DNA, ora devo ammettere l'ignoranza, non so a cosa appartenessero. Probabilmente DNA di animali paragonato al DNA umano. Anche qui abbiamo una forma geometrica perfettamente armonica, radiale e spiraliforme al contempo, perché se noi vediamo il DNA così come normalmente ce lo propongono, vediamo la classica spirale, e invece se lo osserviamo nella sua versione in sezione trasversale e orizzontale, vediamo delle forme cimatiche perfette che tanto somigliano a quei pianeti di qui sopra, quindi come in piccolo, in grande, come in alto e basso, come dentro e fuori. E che dire, le armoniche di cui prima, da cui si genera la scala armonica vocale naturale, anche i rapporti fra le note, genereranno, se le sovrapponiamo una all'altra, geometria di questo tipo. E quindi tutto è suono, tutto è vibrazione e quel che è in basso è in alto. Infatti questo schema che ritroviamo in questa splendida conchiglia lo ritroviamo anche nel comportamento dei pianeti intorno all'orbita del Sole. E con questo è tutto. Uomini vivi, indios, vi abbraccio con furore.